L'AICA di Agrigento esprime apprezzamento e ringraziamento al Presidente della Regione Schifani e all'assessore all'energia Colianni per la tempestiva attenzione e la sensibilità istituzionale dimostrate rispetto alle tante criticità segnalate da AICA in merito ai rapporti con Sicilia Acqua. A seguito infatti della formale richiesta avanzata dall'azienda idrica agrigentina e delle preoccupazioni rappresentate a tutela del servizio idrico e delle comunità servite, puntualmente riscontrate dalla Presidenza della Regione, la stessa ha sollecitato l'attivazione di un tavolo tecnico di confronto prontamente convocato dall'assessorato competente per il prossimo 20 gennaio, coinvolgendo i soggetti interessati. Si tratta di un segnale importante, ha dichiarato il presidente del CDA di AICA Danila Nobile, che conferma ancora una volta l'attenzione concreta del presidente Schifani e dell'assessore Colianni verso il territorio agrigentino, verso un servizio pubblico essenziale come quello idrico. Quando le istituzioni dialogano con trasparenza e senso di responsabilità, i problemi possono e devono essere affrontati nelle sedi opportune. L'AICA ha sempre operato e continuerà ad operare nel rispetto della legalità e della leale collaborazione istituzionale e della tutela dell'interesse pubblico, con l'obiettivo prioritario di garantire continuità, sicurezza e sostenibilità al servizio idrico in una provincia che ha già pagato un prezzo altissimo in termini di criticità infrastrutturali e gestionali. Il tavolo tecnico, afferma la Nobile, rappresenta un passaggio decisivo per affrontare in modo complessivo e strutturato le problematiche esistenti, superando approcci unilaterali e ricostruzioni parziali, e per individuare soluzioni condivise che assicurano stabilità economico-finanziaria alle comunità servite. L'AICA pertanto confida che nel pieno esercizio del ruolo di garanzia e indirizzo della Regione siciliana il confronto possa svolgersi in un clima costruttivo, responsabile, nell'interesse dei cittadini, dei comuni soci e dell'intero sistema idrico regionale.